abbracciate, mi sente morire e ti dirò che non c'è niente per me che valga più di te. Abbracciate, mi sente morire e ti dirò che non c'è niente per me che valga più di te, di te. Buonasera e benvenuti in questa nuova puntata di Re di Napoli. E allora, come sempre, questa trasmissione non può continuare senza avere l'aiuto di un grande personaggio, di un grande amico, Gabriele Blair. Signori e signori, buonasera e benvenuti pare a questa settima puntata di Re di Napoli, una trasmissione che sta riscuotendo un successo veramente unico. Difatti ce ne siamo accorti anche dai vari SMS. Oggi la puntata è densa di artisti, tutta la famiglia che si allarga. Ovviamente diamo spazio a tutti, ma ricordiamo, Alfio, molto velocemente dove possono contattarci e in che modo mettersi in contatto con noi. Sì, possono contattarci tramite i numeri 338 75 92 214 o 0823 80 94 87. Oppure? Poi c'è un altro metodo, un'altra soluzione per poterci contattare ed è tramite internet, tramite il contatto Re di Napoli, agenzia Re di Napoli. Quindi aggiungeteci per seguire ogni appuntamento, ogni evento, ogni trasmissione. E anche per dire che ogni evento può diventare realtà, quindi basta contattarci con fiducia, non solo per gli artisti che vedrete qui questa sera o che avete visto nelle precedenti puntate, ma per qualsiasi tipo di artista potete contattarci con fiducia, ma noi proseguiamo molto velocemente e immediatamente chiamiamo un affezionados di questa trasmissione, oramai è diventato un nostro figlio. Io direi di accoglierlo con un applauso, prepariamo anche i microfoni. Lui è Nino Nori. Benvenuto Nino, benvenuto. Ecco, guardando sempre lì nella telecamera, altrimenti ci fanno le bizze. Okay. Benvenuto. Il titolo del tuo ultimo CD qual è? Lontana te. Come? Lontana a te. Lontana te, quindi lo dice veramente lunga, ma non lunga per la lontananza, lunga per il contenuto delle canzoni. Ma la canzone che andremo ad ascoltare questa sera qual è? La canzone che andremo ad ascoltare questa sera porta per titolo Vicchiarella, che se mi permetti, che mi guarda da casa, la dedico a mia mamma questa sera. Questo Vicchiarella speriamo che non è pure vecchiariello in generale, che possa essere inteso anche a noi minorenni anziani. Vabbè, scherziamo, però prima di proseguire, come ti ho detto, ci stanno seguendo sempre da casa un dottore alle comunicazioni, il dottor Giulio Di Pietro, insieme alla sua compagna che è una regista cinematografica, difatti sta mettendo in atto un lungometraggio, la dottoressa Maria Grasso ci sta seguendo, noi la salutiamo, ma adesso è il momento, mentre noi passiamo il microfono, di sentire la splendida voce di Nino Nori. Quando eri piccerino accattava il caramello, accompagnava a scuola con panini in da cartella. Faceva una carezza che sta faccia cavanella, parlava con maestra per sapere quale cosa è me. Picciarella, tu sei fatta picciarella, sì però sei sempre bella e si grande mamma. Che starcilla che tu tieni in te capelli, una stella
camerice, con la strada ci avviciniamo. Ma io ancora non ti sei rifiutato, perché lo figlio sulla mamma può aiutare. Mi è cresciuto, non mi hai mai abbandonato, ma sono grossa e sono capata, eppure figlia mia, bene tu. Quanto bene camerato, quanta cosa mi hai imparato, in quel momento amaro tu mi sembri incoraggiato. E lacrime che agnuta tu asciuttava con l'affetto e mi stringeva forte, sempre forte in vita a te. Picciarella, così fatta picciarella, si venosa e sempre bella e si grande tu mamma. Non star girando che tu tieni in te capelli, la stella camerice, ma la strada ci avviciniamo. Ma io ancora non ti sei rifiutato, perché lo figlio sulla mamma può aiutare. Mi è cresciuto, non mi hai mai abbandonato, ma sono grossa e sono capata, eppure figlia mia, bene tu. Picciarella, ti sei fatta picciarella, si venosa e sempre bella e si grande tu mamma. Con starcinta che tu tieni in te capelli, la stella camerice, con la strada ci avviciniamo. Picciarella, ti sei fatta picciarella, si venosa e sempre bella e si grande tu mamma. Grande tu mamma. Complimenti Nino, complimenti. E abbiamo con noi anche il nostro amico Salvatore Giusto. I want to thank for this wonderful song and also say goodbye to all of you watching us from your house, to everybody watching us on streaming, especially from foreign countries. Merci beaucoup, messieurs. Nous étions très contents de ricordiamoci dans che cette transmission. Ma Keller, comment t'appelles-toi? What's your name for into the television? My name is Salvatore Giusto. Salvatore Giusto, detto in italiano corretto, è un professore di dove e di cosa? Un ricercatore più che un professore, ma un ricercatore di antropologia che viene da Toronto proprio per guardare queste esibizioni, osservarle e condurre uno studio su queste cose. Allora, visto che avete fatto l'anteprima, vi mando via tutti e tre, ringrazio Nino, go away, ma gentlemen for you, thank you very much for the new next in this TV. Thank you. Ricordiamo che possono seguirci anche tramite streaming. Certo, quindi, streaming dove? l'ha ricordato Salvatore in inglese, quindi volevo ricordarlo in italiano, quindi tramite radiocasertaweb.it. Dove possono andare in onda tutti i video. Ma adesso immediatamente passiamo ad un altro affezionados, ci verrà a dire anche lui il CD del suo, il CD, vedi questa è una papera in diretta, il titolo del suo ultimo CD, l'avevo pensata in francese, è venuta male in italiano, ma accogliamo con un applauso Agostino Ferrante. Ecco, bravi, sapete fare tutto a posto? da voi. Come va? Sì, tutto va bene a posto, però la cosa più a posto che ne vorremmo sapere è in che posto di classifica. Esistono ancora le classifiche? Ma penso che le classifiche non ci sono più. Vabbè, noi come classifica mettiamo tutti al numero 1. Allora, il titolo del tuo ultimo CD qual è, Agostino? Io, voi e la musica nel cuore. Allora, io voi la musica nel cuore perché, come ho sempre detto all'inizio, cerchiamo di dare un'impronta, quindi un qualcosa che entri dentro. La canzone che ascolteremo stasera qual è? È il brano che mi sta dando soddisfazione, Tu sei da mia, arrangiamenti a Nino Frungillo, testo e musica a Nino Frungillo. Allora, noi cambiamo il microfono, diamo il microfono per cantare, ringraziando sempre con il vostro applauso fra i più bravi tecnici d'Italia che abbiamo qui a TLA, con il nostro applauso e ringraziamento, ma adesso ascoltiamo qui a TLA Re di Napoli la splendida voce di Agostino Ferrante.
penso perché tu non ci tieni più per me. Pensaci, lascia stare, che sto passando mi da cancellare. Tu sei da mia dinda, tu te respiri, e si palazza, conosce sta vita, non mi fa male, soltanto lo spirito e mi fa male. Tu sei da mia, tu sei troppo importante, perché st'amore è più grande sta vita. Dammi sti mani, sta bocca dannata, io ti cerco scusa, amore mio. Mi ha perdonato se sbaglio, non lo faccio più, perché se io facessi una volta ti mi avesse castigato. Credimi, io per te facessi tutte cose per non ti perdere. Tu sei da mia dinda, tu te respiri, e si palazza, conosce sta vita, non mi fa male, soltanto lo spirito e mi fa male. Tu sei da mia, tu sei troppo importante, perché st'amore è più grande sta vita. Dammi sti mani, sta bocca dannata, io ti cerco scusa, amore mio. Così da mia, dinda tutti le sfide, e si palassa, conosce che sta vita mia. Ferrante con Tu sei da me, giusto? Un brano che noi siamo ogni giovedì dalle 22:30 alle 24, lo sai già, eh? Sì. Ricordiamo l'appuntamento. C'è un intruso? Che tu sei sempre presente con noi. No, è insubordinazione pura. Ok. Lui lo vedremo dopo, per il momento via. Poi dopo ne riparliamo, sono giovani, quindi... Ok. Allora, Agostino Ferrante, abbiamo detto il titolo del tuo CD. Io voglio una qual è? musica nel cuore. Una musica nel cuore. Noi siamo stati veramente lieti di riaverti qui. Sì. Ti ringraziamo con il nostro applauso e quello del pubblico da Grazie. casa. Signore e signori, abbiamo avuto qui Agostino Ferrante. Ok. Ricordiamo l'appuntamento di giovedì. L'appuntamento di giovedì siamo dalle 22:30 alle 24 ogni giovedì su questa grande Dove? televisione. Dove? Su TLA. Allora, qui su TLA con Agostino Ferrante Ferrante. e Enzo Pinnelli. Enzo E Alfio B. Pinelli. Grazie Agostino, grazie di essere stato qui con noi. Qui oramai vige l'insubordinazione più pura. fuori controllo. Allora, cavallo pazzo, vieni qui. Qui con i giovani oramai purtroppo non si sa quello che succede. Prego. Sì, vabbè, saluti, non mi dovresti nemmeno salutare. Vabbè, signori sono giovani, lui è Cristian Ercolano, 16 anni. Buonasera. Qui abbiamo una marea di giovani, speriamo che non sia un'epidemia. Cristian, che ci farai ascoltare questa sera? È la mia vita di Albano. È la mia vita, guarda, vabbè, canta bene perché altrimenti, vabbè, dopo facciamo i conti, è bravissimo. Allora, diamogli il microfono per cantare. Allora, con La mia vita di Albano, ma questa sera è cantata qui a TLA da Cristian Ercolano.
Mi alzo e fuori ancora luna piena, esco per toccare la mia terra. È un'altra notte da scordare, niente che ti fa capire questa vita poi che senso ha. In un silenzio fatto per pregare, forte un dolore sale a farmi male. Ma è un vento che si placa in un momento e lascia dentro tanto freddo, insieme tanta povertà. E va, il mio pensiero se ne va, seguendo un volo che già sa in quale cuore andare arriverà. E va, è la mia età che se ne va, e quanto amore via con lei, e questa vita che passa e dove andrà. Rientro piano e come fossi un clown, lentamente prendo a disegnare il cerchio rosso del sorriso, luce bianca sul mio viso, nuovamente pronto a cominciare. E va, il mio pensiero se ne va, seguendo un volo che già sa in quale cuore andare arriverà. E va, è la mia età che se ne va, e quanto amore via con lei, e questa vita che passa e dove andrà. È la mia vita che passa e dove andrà. Signori, che queste cose, scusate, cioè, le faccio io queste cose? No, qui onestamente non le fa nessuno queste cose. Io ho detto qui tutti giovani, tutti insubordinati, ragazzi andate. È vero che avete ragione, avete visto un coetaneo, via, dopo vi richiamo. Allora, era Cristian Ercolano, che cosa ci hai fatto ascoltare, Cristian? Prendendo il microfono, Sì, ovviamente. sì, allora, la canzone qual era? È la mia vita di Albano. Allora, con la mia vita di Albano abbiamo avuto nuovamente qui un affezionados di Re di Napoli, lui è Cristian Ercolano. Ma adesso chiamiamo qui, credo che con i giovani abbiamo finito, poi farò i conti con Cleo. Sono anche improvvisatori. Spazial Vox, qui altri affezionados. Non sapevo venite fossero qui. così improvvisatori. No, io ho visto improvvisatori. No, io praticamente avevo visto delle facce che non mi piacevano a distanza. Ho detto questi sono piccoli, chissà che combineranno. Però vabbè, vediamo se ve la caverete come ha fatto Cristian. Che cosa ci farete ascoltare questa sera? Questa sera un brano sempre dei Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul, un successo che ha spopolato. Allora,
Sono cantanti di quali anni? Beh, dei mitici anni 80, hanno scritto la storia della disco dance in Modern Talking. Ovviamente noi riproponiamo le loro cover e non solo, perché in repertorio abbiamo anche dei nostri brani inediti che prossimamente proponiamo su questa emittente. E proponete non una canzone qualunque, proprio il marchio di fabbrica di Modern Talking. Allora, quale sarebbe questa canzone? You're my heart, you're my soul. Allora, nel tuo cuore, nella tua anima, in You're My Heart, You're My Soul, gli Spatial Box.
delle vostre, siete entrati come dei discoli, praticamente avete cambiato la canzone. Adesso vogliamo... Un piccolo inconveniente. No, un piccolo inconveniente voluto, mi hanno detto in regia. Comunque va bene così. Oggi ai giovani perdoniamo tutto. In 100 Years, giusto per... In 100 Years, sempre dei Model Talking. Esatto. E abbiamo avuto sempre con noi gli Spatial Vox. Oggi c'è la discolaggine, meno male che dopo verranno tutti maggiorenni, quindi... Ma adesso passiamo a una rappresentante del gentil sesso, devo dire anche una brava cantante, una bella cantante. Lei è Paola Ferri, per la prima volta con noi qui in trasmissione. Benvenuta Paola, benvenuta, buonasera, grazie di essere qui con noi in trasmissione. Grazie allora, a voi. Paola Ferri, il titolo dell'ultimo CD, però volevo pregare al pubblico in sala, è vero che ci sono tanti fans, però se ci fosse un po' più di silenzio sarebbe anche meglio per i telespettatori da casa. È vero, siamo tanti, è vero. No, hanno visto Paola Ferri, è successo il Subuglio, dico diamoci grazie una calmata. Tutti. Insomma. Grazie allora, a tutti. Paola Ferri, il titolo del tuo ultimo CD, qual è guardando in telecamera? È Eterno Amore. È iniziato un amore, ma Sì. è da una storia vera? No, Eterno Amore. Ah, Eterno Amore, da una storia vera o no? No, da una storia vera sì, però di Chiediamo tanti per anni chi e fa. per come, perché altrimenti qui ci di tanti ammazza anni fa, qualcuno la in storia diretta. del Allora, mio matrimonio. Ecco, e il brano che ascolteremo questa sera qual è? È Noi una cosa sola, cantata a coppia con Enzo Barra, un mio collega palermitano. Benissimo. Volevo allora, approfittare per salutare la di Napoli Spettacoli. benissimo. Ciao Antonio. Benissimo, adesso Noi è una cosa sola, non so se Sì. l'ho pronunciato bene. Noi è una cosa sola. Ah, Noi una cosa sola, Sì. qui l'ho sbagliata, insomma, virgola, una cosa sola. Allora, con Noi una cosa sola abbiamo la splendida voce, la splendida donna che è Paola Ferri. T'aggi cercata tanto tempo e mo t'aggi trovato. Non tengo niente ma sono ricco insieme a te. T'aggi trovato e non te lascio, ma non tu sbaglio non lo faccio. Sono stata male ma l'amore mio sei tu, sempre tu. Amore mio, amo solo a te, niente e nessuno ci può separare. Se nata cosa sono felice insieme a te, voglio solo a te. Amore mio, voglio solo a te, siamo con te tutta rosa attorno a me. Ma chi sto cuore non può dicere così, senti che mia. Noi una cosa sola, se pensiero che mi fa dormire a sera, se ragione che mi fa uscire mattina, solo tu. Noi è una cosa sola, tu dimmi un coppa bella, mille brividi, e dei cuori innamorati sempre noi, solo noi, sempre noi. Tu sei importante per sta vita, e mo che tu sia mia, attorno a me non ci sta nato come a te. La vita mia se tu lo sai, ma come faccio se te lascio? Gli stessi male non potessi più campare senza te. Amore mio, amo solo a te, niente e nessuno ci può separare. Se nata cosa sono felice insieme a te, voglio solo a te. Amore mio, voglio solo a te, siamo con te tutta rosa attorno a me. Ma chi sto cuore non può dicere così, senti che
È bravissima, bravissima. Ecco qua. Grazie, questo quadro veramente brava, Grazie. era la prima volta che l'ascoltavo. Il tempo è tiranno, poi ci saranno anche tante occasioni per poter chiacchierare più a fondo con la nuova arrivata della famiglia di cosa? Re di Napoli. Re di Napoli. Grazie In inglese si direbbe King of the Maple. E lei è Paola Ferri. Grazie, buonasera. Ma proseguiamo ancora e vediamo da lontano, io purtroppo so miope, non so lui ma io sì, scherzo ovviamente, abbiamo un altro affezionados del nostro programma e stiamo parlando di Gianni Rosano. Benvenuto Gianni, benvenuto qui a Re di Napoli. Grazie, buonasera. Buona serata, buona serata. Ciao. Allora, molto velocemente perché qui il tempo è tiranno, quindi gattoni si direbbe Sì. se andiamo piano, ma noi andiamo leproni, quindi andiamo un po' Certo, più velocemente. certamente. Ma il titolo del tuo ultimo CD, per chi non lo conoscesse ancora. Brivido d'amore. Allora, Brivido d'amore, già come l'hai pronunciato, Dio, ho visto delle donne lì saltare dalla sedia, ma il titolo del brano che andremo ad Allora, questo ascoltare qual è? brano di questa serie che canterò si intitola Non te voglio e te penso. Non te voglio e te penso, le signore si sono risedute nuovamente sulla sedia perché al non te voglio, però ma ti penso La voglio stanno dedicare a tutti gli guardando. innamorati, tutti Sì. coloro che si amano, Benissimo, benissimo. a tutto lo staff, a tutti coloro che Ma ci adesso seguono. la Va bene? dedichiamo ai telespettatori di Sicuramente. DLR di Napoli, facciamo il cambio di microfono molto velocemente e lui è... Chi è? Un momento, chi è Alfio? Ecco, questo è una definizione. No, ho avuto un problema tecnico, Gabriele. Beh, lui è la splendida voce qui a Re di Napoli di Gianni Rosano. Che scemo io, t'aggi creduto come quando credo a Dio, e mo l'indifferenza tua mi fa sta male. Che scemo io, se ti ho perduta, la colpa non è stata tua, la colpa mia, che in te vedevo l'ideale a sposa mia. Che scemo t'aggi creduto, non te voglio e te penso, te ne caccio e ritorno, se l'immagine che non mi fa più campare, stringo i pugni e non piango, faccio la guerra con il tempo, mi consumo ogni chiuso. Accerenne notate, non la si rende panna, non mi vada più niente, voglio morire per te. Sto campando sulle ricordi e ricordo se tu. La vita mia, a che mi serve se mi resta mezza mia? Tengo un cuore che non muore, ma non addio, che scemo io. Tengo l'inverno, vita mia. Te ne caccio e ritorno, se l'immagine che non mi fa più campare, stringo i pugni e non piango, faccio la guerra con il tempo, mi consumo ogni giorno. Mi vede solamente, accerenne notate, non la si rende panna, non mi fa più niente, voglio morire per te.
Gianni Rosano. Complimenti Gianni. Grazie. Come sempre il nostro Gianni Rosano, il tempo è tiranno, ma noi diamo appuntamento sempre anche con il nostro Gianni Rosano qui a Re di Napoli alla prossima puntata. Okay. Grazie di tutto, Gianni buona serata. Rosano. Grazie. Ma molto velocemente passiamo ad un altro semi-affezionados, perché l'abbiamo visto una volta, poi è scappato via, poi il figlio prodigo ha ritrovato nuovamente la strada ed è qui a Re di Napoli. Di chi stiamo parlando? Di Luca Romano. Luca Romano, benvenuto nuovamente qui Luca Romano. Allora, Luca Romano, diciamo un cantante di lungo corso, ma la canzone che ci farai ascoltare questa sera qual è? È un pezzo che si intitola Solo Noi. Solo Noi? Peppino Di Bernardo e Poverino. L'hanno fatto? L'hanno fatto. Benissimo, ma noi ascoltiamo Solo Noi, ti diamo il microfono e ancora qui a Re di Napoli nuovamente abbiamo Luca Romano. Voglia di te, ma voglia di te non solo. Voglia di te, si pure corre mia scala. Voglia di te, ti cerco di dare un regalo. Voglia di te, quando in da casa non ci sai. Solo, solo, solo noi. Sempre più altri nude, siamo compagni che sta vita mia. Chiude, chiude che sta luce, spoglia di oscura, non lo vedo che io sto morendo. Una giornata sola, rido cuore, si fa me, io mi scordo una quando sono vicino a te. Solo, solo, solo noi, sempre più altri nude, come grande bene insieme a te. Voglia di te, quando ti chiami stai lontano. Senza di te, io sono un film in bianco e nero. Solo, solo, solo noi, sempre più altri nude, siamo compagni che sta vita mia. Chiude, chiude che sta luce, spoglia di oscura, non lo vedo che io sto morendo. Una giornata sola, rido cuore, si fa me, io mi scordo una quando sono vicino a te. Solo, solo, solo noi, sempre più altri nude, come grande bene insieme a te. E allora Luca Romano, allora il microfono per parlare, questo qui, allora eccoci qui. Allora Luca, Grazie di me. ricordiamo il titolo della canzone, gli autori, Allora, Solo Noi, Peppino Di Bernardo e Poverino. e questa canzone fa parte di un album discografico? Sì. Come si chiama? No, veramente io ho fatto solamente un singolo? solamente un singolo, 3 pezzi, Ok. per il disco che adesso non l'ho fatto più. Perfetto. Però la prossima disco completo. Va bene, grazie per Buonasera. essere stato qui con noi Luca. Grazie. E Luca Romano ci lascia e diamo spazio a un grande personaggio, un grande maestro, e parliamo del maestro Enzo Cennamo. Eccoci qui. Caro Alfio, buonasera, buonasera a Buonasera. tutti i telespettatori. Allora, Noi siamo in attesa della prossima Sì, partita del Napoli, certo. una grandissima partita importante, Napoli-Roma.
Noi auguriamo alla squadra del Napoli che possa vincere in casa questa, mi sembra in casa, Alfio, tu? C'è stato questo dibattito se la partita fosse stata in casa o si gioca a Roma. Mi sembra a Roma. Si gioca a Roma, quindi facciamo tanti auguri alla squadra del Napoli, è doveroso da parte di tutti i tifosi napoletani. Facciamo appunto una dedica, visto? No? Sì, la dedica è questa qua, tanti auguri alla squadra del Napoli, che venerdì prossimo ci sarà questa partita importante. La canzone che canto adesso si chiama Storia in Artista, versi e musica di Enzo Cennamo. Tanti saluti all'arrangiatore maestro Ciro De Rosa, che è mio nipote, un bravissimo maestro. Ricordiamo. Grazie Alfio per la presentazione. Allora, eccoci qua. Grazie all'agenzia Enzo Cennamo con la canzone Storia in Artista. Da quanto tempo vivo nella musica, avendo la mia Napoli nell'anima, respiro dentro il grande mondo artistico, e vita lo spettacolo per me. Se mi trascina una chitarra elettrica, che trasinda un mondo più fantastico, in un istante tu buttassi quanta emozione una lacrima va, è dedicata a chi bene ma può, dintano film mi dare campana, ma è storia in artista. Questa vita, quanta forza danno ancora sta carriera, e una favola diventa una realtà. Da quanto tempo vivo nella musica, avendo la mia Napoli nell'anima, respiro dentro il grande mondo artistico, spettacolo per me. Se mi trascina la chitarra elettrica e trasinda un mondo più fantastico, in un istante tutta sai più magica, durante
Cennamo, qui c'è un'insubordinazione totale, mi hanno preso il posto, ma sono ancora qui. Gabriele Blair, Re di Napoli. Io la ringrazio, maestro, non si preoccupi, non si preoccupi. Grazie per il suo tempo e la aspettiamo alla prossima puntata. Maestro Enzo Cennamo, ma Alfio vieni qui, non aver paura, non ti faccio niente, non ti faccio niente. Allora, prendi il microfono al maestro, grazie maestro Cennamo, ma andiamo direttamente ad una new entry, lui è Damiano Di Benedetto. Damiano Di Benedetto, benvenuto qui a Re di Napoli, lì è la telecamera, lei è la prima volta che viene qui nella nostra trasmissione, sì, però guardando la telecamera sì, ovviamente non certo me. Allora, il suo ultimo CD che nome porta? Cattiva. Cattiva, ma è stata veramente cattiva o è una mezza verità? Diciamo una mezza verità. Vabbè, meglio non esplorare troppo nei meandri, ma allora Damiano Di Benedetto quale canzone ci farà ascoltare questa sera? Cattiva. Cattiva, non c'è parole. Allora, vediamo se è cattiva, se è cattiva veramente. Diamogli il microfono per cantare. Per la prima volta qui a Re di Napoli, Damiano Di Benedetto. E niente più ci resta e chi sta amore oggi perduto a chi mi ha dato cuore appiccicato noi non è possibile sta discussione forse è inevitabile chi so credeva mai carinda un attimo tutto sto bene mio le data nata oggi tentatemi mille volte di scordare e mille volte cielo sempre a te cattiva d'intall'anima tu sei cattiva mi giurava moriva per me ma non so più niente per te sti bugie più cattiva sei te cattiva mille volte ti dico cattiva non ti voglio ma muore per te e all'inferno scenesse con te ma rendo quando tu non tieni a me e mo vattene va è tutto inutile curra tu che ti sta aspettando non ti va bene però ti spoglio non è possibile e i cerchi inutilmente e ti scorda cattiva d'intall'anima tu sei cattiva mi giurava moriva per me ma non so più niente per te sti bugie più cattiva sei te cattiva mille volte ti dico cattiva non ti voglio ma muore per te e all'inferno scendesse con te ma rendo quando tu non tieni a me Bravissimo, complimenti. È cattiva il titolo ma bellissima la canzone.
Abbiamo un nuovo componente della famiglia, stiamo attenti ai fili perché stiamo al finale, e abbiamo detto che lui è Damiano Di Benedetto. Grazie Damiano. Ma adesso continuiamo sempre con una rappresentante del gentil sesso, quindi sentiremo una voce femminile, la prima volta qui in trasmissione a Re di Napoli. Lei è Lori Lai. Lori Lai, benvenuta, buonasera. È sempre vedere le rappresentanti del gentil sesso, è sempre bello averle, vederle, ascoltarle mentre cantano. Grazie. Allora, signora Lori Lai, il suo ultimo CD come si chiama? Allora, l'ultimo CD si chiama Inferno Paradiso, però stasera vi farò ascoltare un singolo che è fresco fresco, è stato ritirato circa un paio d'ore fa. E allora chissà se si sente, se è così fresco. No, si sentirà è mezzo sicuramente. stagionato. Allora, qual è il titolo di questo? Voglio ringraziare innanzitutto l'autore di questo singolo, che è qui presente fra noi, Peppino Di Bernardo, che è stato molto molto bravo. È delle parole scritte da una storia vera praticamente. Beh, ascoltiamo questa cosa fresca. Sovviva per miracolo. Come? Sovviva per miracolo. E noi risorgiamo per miracolo con la voce di Lori Lai. E ci sta ancora chi non ci crede a quello che è successo. Eppure io vedo. Se viene a faticare, una mattina poco mi so fa, una macchina veretta e compare, e dinda un cancelli e da fornire, da solo gli organi aveva donato, a chi aveva bisogno per campare, dinda non aveva sangue si deve già. Lascia una vita mia morena, so viva per miracolo, so asciutto pericolo, si muore torna a vivere, a Dio già ringrazia, e i figli mi piacevano a piettere nelle lacrime, perché non la volevano. Mai lascia, soccorso tutto l'acqua, non è niente in macchina, mancavano soltanto l'angelo a mobilità. So viva per miracolo, tengo la vita nuova, so come una creatura, io dai vletto là, bondano liette tutto attorno a me, tintano solo a braccia e chi là, scoppiano e gioia e chiagnano per me, so viva per miracolo, so asciutto pericolo, si muore torna a vivere, Dio già ringrazia, e i figli mi piacevano a piettere nelle lacrime, perché non la volevano a mamma mai lasciare.
No, un momento, venga qui, venga. Lori, rimani in scena. Signori, che è successo? Che è successo? improvvisazione. Lei che ci fa in mezzo ai giovani? Oddio, abbiamo un infiltrato. È un infiltrato, comunque devo dire complimenti, una bella voce, chiedo scusa, come vedono una bella donna si fiondano, non è il finale. Ritornate tutti lì, lei rimanga qui con me. Lei rimanga qui con me, volevo ringraziarla, prendiamo il microfono però di essere stata qui con noi questa sera, ma adesso Alfio concludiamo con l'ultimo ospite mentre la signora è qui con noi. Di chi stiamo parlando? Parliamo di un grande personaggio, Peppino Di Bernardo. Peppino Di Bernardo. Allora, Peppino Di Bernardo, benvenuto nuovamente tra di noi. Allora, visto che il tempo è tiranno, veramente complimenti signora, noi lasciamo il microfono a Peppino Di Bernardo, l'altro per cantare, eccolo lì, è quello il microfono per cantare. Allora, ecco, tutti e due, ma la canzone che ci farà ascoltare Questa qual è? Questa è la settima puntata, 7 cammise, dal CD sempre Finché c'è vita c'è speranza. Beh, l'importante è questo, allora da Finché c'è vita c'è speranza, 7 cammise, Peppino Di Bernardo e noi andiamo via. Perlomeno volesse capire se ti sono antipatico o non tieno pensiero da mettere insieme con me, ma se invece non tiene a nessuno e ti sono simpatico o mandarmi un segno lontano qua mano può più. Una volta volesse sapere che sto cuore che dici quando vede che non ti comporti sincero con me, ma potesse poi dire in faccia che non mi sopporti o ci stanno troppo occhi vicini che ancora non può. Mi stai facendo sola, mi stai facendo sola 7 cammise, ma non la fa più soffrire, ma non la fa più soffrire sta vita mia. Perché non dice che sì, perché non dice che sì, che non mi stanca mai di dicere sempre. Non mi fai piangere più, non mi fai piangere più, perché sono troppo innamorata di te. Mi stai facendo sola, mi stai facendo sola 7 cammise. Non è giusto che mi hanno pazziato che l'amico è parente, non capisco perché sanno mettermi a parlare, ma se a te non ti danno fastidio e ti piace le sente, sotto sotto ci sta qualche cosa e ci vuoi pure tu. Mi stai facendo sola, mi stai facendo sola 7 cammise, ma non la fa più soffrire, ma non la fa più soffrire sta vita mia. Perché non dice che sì, perché non dice che sì, che non mi stanca mai di dicere sempre. Non mi fai piangere più, non mi fai piangere più, perché sono troppo innamorata di te. Mi stai facendo sola, mi stai facendo sola 7 cammise. Mi stai facendo
Ed era Peppino Di Bernardo, ma abbiamo pochissimo tempo, allora microfono per saluti. Grazie Peppino Di Bernardo, grazie a tutti gli ospiti intervenuti questa sera. Molto velocemente, in 5 secondi, ricordiamo i numeri telefonici. Sì, ricordiamo per chiunque volesse rivolgersi all'agenzia Re di Napoli che possono contattarci tramite i numeri 338 75 92 214 o tramite il numero 0823 80 94 87 o ulteriormente contattarci tramite internet con il contatto Re di Napoli, aggiungerci tramite Re di Napoli. E come dico sempre, salutando tutti, io Gabriele Blair vi saluto, una parte del mio cuore rimane insieme al pubblico di TLA, un grazie e arrivederci a martedì prossimo.